per le corriere blu dell'ex ATP. Vediamo. È iniziata con la collaborazione dell'ACAP la revisione degli automezzi dell'ex ATP, fermi nel piazzale di via Trieste dal 29 marzo scorso. Ma il 5, domenica, scade il prestito dei 59 autobus concessi temporaneamente ai padovani dalle altre aziende di trasporto pubblico venete. Lunedì che cosa succede? Ci sarà un servizio di trasporto pubblico e chi lo gestirà? Lunedì dovrebbe continuare a gestire la cooperativa. Il servizio di trasporto pubblico naturalmente sulle corse che già esistono, in questi giorni si è tentato in tutti i modi di mantenerlo attraverso il contatto con la CISPEL e da stamattina è intervenuta anche la Regione per avere un'ulteriore settimana di proroga con i mezzi che ci sono stati prestati dalle aziende. Noi abbiamo cominciato la manutenzione e questa sta andando avanti, naturalmente sostituiremo questi mezzi con i mezzi che riceveremo in usufrutto dalla Regione martedì. Il trasporto pubblico nel Padovano è stato anche oggi al centro dell'attenzione della Giunta. La provincia è convinta di poter rimettere in strada per metà settembre un centinaio di autobus della fallita ATP. Non appena si potrà disporre di 230-250 mezzi, è stato chiesto alla cooperativa degli ex dipendenti di garantire tutte le linee e gli orari del passato, fatta eccezione per 40 corse bis e per le linee Padova-Milano, Cavarzere-Rovigo e Cavarzere-Padova, queste ultime già effettuate dalla Polesine Bus. Fra studenti e lavoratori si servivano in passato dei pullman blu in 28.000.